Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova live. Allora, buonasera a tutti, dobbiamo fare un nuovo unboxing oggi, C'è questo pacco qui da aprire, però prima, come sempre, come faccio nelle mie dirette, c'è tutto, diciamo, un'introduzione da fare d'obbligo. E siamo arrivati a bomba, mancano questi vinili, ci aggiungo pure questo. Ok, allora, perché tutta questa introduzione per poi fare una conclusione al volo così, perché sono un'ora e 20. Io di solito le dirette mie durano intorno a un'ora e mezza. Allora, perché? Allora, quello che c'è qui dentro è un LP di due artisti che hanno fatto da colonna sonora a tantissimi film. Ok? Loro sono Guido e Maurizio. Guido è del 44, Maurizio del 47. Loro sono gli Oliver Onions. Oliver Onions. Dice, ma chi sono sti Oliver Onions? Hanno fatto Sandokan, Spazio 1999, Orzo Way, Galaxy Express 1999, Doraemon, Rocky Joe, solo per dire le sigle dei cartoni animati. Ok? Quando andiamo a vedere un film di Bud Spencer e Terence Hill, anche i western continuavano a chiamarlo Trinità e poi lo chiamarono il Magnifico, o anche quelli che non erano western ma erano grandi successi di Bud Spencer e Terence Hill: Più forte ragazzi, Piedone lo sbirro, Altrimenti ci arrabbiamo, Bulldozer, I due superpiedi quasi piatti, Pari e dispari, Uno sceriffo extraterrestre, Bomber, Banana Joe, tutti musicati da loro. Ok? Per esempio hanno fatto anche un film, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, quello dove c'era pure Lino Banfi. Finocchio a chi, scusi? L'allenatore nel pallone. Insomma, loro hanno fatto, non dico quasi come Ennio Morricone sui film di Sergio Leone. Poi Ennio Morricone, che sono andato, tra l'altro tra poco pubblicherò un video, sono andato a vedere un bel concerto di un'orchestra che ha suonato tutti i più grandi successi di Ennio Morricone, tra l'altro successi dei film con Sergio Leone e non, cioè di Sergio Leone, grandioso regista. Tra l'altro mi sono voluto andare a rivedere ultimamente, proprio dopo aver visto quel concerto, i western con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, grandioso attore che a me piacque tantissimo. Tra l'altro fece anche un telefilm, Lee Van Cleef, che si chiamava Ninja, e lo devo trovare però. Comunque stavamo parlando degli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, che hanno fatto Piedone lo sbirro. Questo è Piedone lo sbirro, e questo è, tra l'altro, guardate, la custodia è di Io sto con gli ippopotami, ma dentro purtroppo c'ho Piedone lo sbirro, perché mi sa che Io sto con gli ippopotami non ce l'ho mai avuto. Vedete, Piedone lo sbirro, l'orchestra c'è scritto dal film omonimo, Guido e Maurizio De Angelis. Ok? Furia cavallo del West, Guido e Maurizio De Angelis. Mo lì non riuscite a vedere, non mette a fuoco. Guido e Maurizio De Angelis. Allora, loro sono due artisti senza i quali, secondo me, allora, un film, vedete anche, che ne so, Il buono, il brutto e il cattivo, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, sono dei western che però sono stati musicati talmente bene da Ennio Morricone che sono diventate delle pietre miliari. Altrimenti ci arrabbiamo, altrimenti ci arrabbiamo, ebbe un successo enorme, ok? Ma anche grazie a questo brano che ci è entrato nella testa, nella capoccia, ok? Questo, il brano di Altrimenti ci arrabbiamo di Umbaghi, ha decretato, secondo me, il grandissimo successo di un film, perché
un film, se è musicato bene, difficilmente non c'ha successo. La musica che diciamo che viene tanto bistrattata, che se c'è da risparmiare da qualche parte di solito si risparmia sulla musica, sbagliatissimo, perché tutti i più grandi film hanno delle colonne sonore che sono diventate pietre miliari. Guardiamo La signora in rosso, cioè Stevie Wonder ha fatto la colonna sonora della signora in rosso, ha avuto un successone quel film. Secondo me senza quella colonna sonora quel film non avrebbe avuto lo stesso successo, ok? E non sono musical, attenzione, perché i musical è normale che abbiano delle colonne sonore favolose, essendo musical, ma invece i film normali, come può essere un Banana Joe, con tutto che c'era Bud Spencer, in quel film non c'era Terence Hill, c'era Bud Spencer su Banana Joe, però con quella musica è diventato un cult, ok? Così come cult è diventato Sandokan, Oliver Onions, ok? Sandokan, questa è un'altra copia senza copertina, questa è un'altra copia di Furia Cavallo del West, Oliver Onions, così vedete pure dentro com'è. Furia Oliver Onions, ok? Qui addirittura c'è Flying Through the Air, ma che era? No, Flying Through the Air, questo è Pietro nello sbirro, io sto con gli ippopotami, no, è un altro. Flying Through the Air viene da Più forte ragazzi, Flying Through the Air, Flying Through the Air, Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, ok? Oliver Onions. Guardate questo è una canzone un po' meno famosa, la trovate però su YouTube. Goodbye, Guido e Maurizio De Angelis, 1982. Goodbye. Non metta a fuoco nessuna delle camere mie, ma questa è Goodbye. Sì, questa mette a fuoco, incredibile. Guido e Maurizio De Angelis, ok? Quindi questa pure è loro. E questa è Furia con la copertina, orchestra Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, ok? Furia a cavallo del West. Stare. Siamo arrivati all'epilogo, ragazzi, dobbiamo andare a sballare questo pacco che pure questo mi è arrivato un po' ciancicato. Speriamo che Amazon abbia fatto il suo dovere. Tra l'altro guardate, Amazon già mette lo scotch natalizio, ancora ci deve stare il Black Friday e già mette lo scotch natalizio. Allora lo apro qui davanti alle telecamere, tutte e due le telecamere, senza farmi male. Ok, lato A aperto, apriamo il lato B, lato B aperto. Allora, scotch, Amazon Prime, Prime Video, Prime, coltellino rosso fedelissimo. Allora, apriamo. Ai 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 ai. Amazon si fa sempre una risata col baffo, me la faccio anch'io perché questa etichetta che voi non riuscite a leggere perché la telecamera non la mette a fuoco mi conferma che dentro qui c'è il disco che io aspettavo. Ho aspettato un po' più di chi l'ha comprato pure dopo, però mi pare che Amazon mi ha fatto risparmiare 3 euro, quindi ho aspettato volentieri. Vado, unboxing. Ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Vinyl, pop-up vinyl, pop-up vinyl, limited edition.
Se non l'avete comprato prendetelo, Colored numbered, colored numbered. Vuol dire che questa è un'edizione limitata numerata. Andate a vedere le mie altre dirette, andatevi a vedere che differenza c'è tra edizione limitata normale e edizione limitata numerata. Si è fatto troppo tardi, se no ve lo spiegavo. Wow 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 wow. Loro sono gli Oliver Onions Vinyl Pop-Up Future Memorabilia. Come vedete c'è anche Banana Joe. Guardate, guardate che anima di vinile, di un buggy, Bulldozer, Orzoway, Sandokan, Flying Through the Air, abbiamo visto, ce l'ho anche io, Flying Through the Air, qua, questo qua, Flying Through the Air, Banana Joe con Bud Spencer, Santa Maria, Sheriff è la colonna sonora di uno sceriffo extraterrestre, We Believe in Love, guardate è qualcosa di spettacolare questo vinile. Ne hanno fatte parecchie copie, devo dire la verità. 1792, tra l'altro numero mediano. Di solito i numeri mediani non acquistano tanto valore nel tempo. Di 3000, Tra l'altro, allora, questa è una cosa molto buona che sia stata numerata a mano. Vedete, questi numeri sono stati scritti a mano, non sono stati scritti a macchina. Quindi vuol dire che prima che fossero imballati, sì, perché sta sotto, prima che fossero incelofanati, questi tra l'altro io momentaneamente non lo apro perché lo voglio aprire quando gli Oliver Onions verranno al teatro Brancaccio. Io sicuramente ci andrò, anzi adesso li taggo pure su Facebook, perché se ci sarà la possibilità mi voglio fare autografare 2 o 3 vinili da loro direttamente, e quindi lo aprirò stesso lì da loro. Io non ho bisogno di aprirlo adesso, ok? Lo apro e me lo faccio autografare direttamente sopra. Ragazzi, Oliver Onions Future Memorabilia, vi faccio rivedere i brani che ci sono dentro messi a fuoco, ok? Allora, tra l'altro, vinyl pop-up, questo vuol dire che si apre in due, c'è un disco solo dentro, un disco colorato, si apre in due e poi diventa in 3D, ok? Quindi diventa pop-up. Comunque andatevi a vedere sul sito proprio degli Oliver Onions, soprattutto sulla pagina Facebook. Loro hanno pubblicato l'unboxing del loro stesso vinile, che gli è arrivato anche a loro, non so se da Amazon, da qualche parte gli è arrivato, e hanno fatto vedere com'è il pop-up. E ci sono anche tante foto, cercate su Google Foto, su Google Immagini, Future Memorabilia degli Oliver Onions, e troverete senz'altro l'immagine del vinile aperto, ok? In soldoni, la diretta è durata 1 ora e 32, quindi qualche minuto in più di quello che mi aspettavo, ok? Quindi abbiamo visto degli Oliver Onions, questo è l'ultimo album che hanno fatto uscire, molto molto bello su vinile. Io, come avete visto, abbiamo passato tutta la serata a vedere solo un bel po' dei miei vinili. Furia Cavallo del West, rivediamo un po' dei dischi degli Oliver Onions di Guido e Maurizio De Angelis. Questo è Goodbye 1982, mette a fuoco questo, abbiamo detto, Guido e Maurizio De Angelis, ok. Poi qua c'è Plata and Saud, da Più Forte Ragazzi, e Flying Through the Air, Più Forte Ragazzi, Flying Through the Air, sopra c'è scritto, opla, qua così, Oliver Onions, ok,
Oliver Onions pure per questo. Piedone lo sbirro. Piedone lo sbirro. Oliver Onions, Furia Cavallo del West. Furia, Guido e Maurizio De Angelis. Altrimenti ci arrabbiamo. Oliver Onions. Sandokan. Poi ovviamente ho anche tante compilation dove ci sono tutte le loro canzoni, quindi questi sono i 45 giri, i singoli, ma ce n'ho altri, questi sono quelli che ho trovato dentro questa scatola qua, ma ce n'ho altri, ce n'ho tanti, ma tanti altri. Sandokan, scritto da me, e questa è Furia, cantata da Mal, Guido e Maurizio De Angelis. Grazie di avermi seguito. Allora, in chiusura di diretta io faccio sempre un po' di pubblicità a quello che sono i miei siti. Il primo sito è www.classe74.it, che è il sito un po' principale, il mio sito da cui è nato tutto. Un anno fa ho voluto intraprendere questa avventura di fare dei siti e consigliare dei prodotti che sono in vendita su Amazon, però tematici. Quindi partendo da classe74.it, dove trovate tante idee regalo, tante idee anche per voi stessi, ci sono articoli che riguardano delle sagre cinematografiche, articoli da regalo, c'è il supermercato, ci sono le offerte, insomma classe74.it è un po' un enorme portale per poi andare sui siti secondari che sono per esempio legolando.it, www.legolando.it, lo leggete lì sotto, che riguarda i Lego, tutto il mondo dei Lego, tra l'altro visto a 360 gradi. I Lego, come sapete, non sono solo i mattoncini, sì, ecco, non sono solo questi mattoncini qui, i Lego, ok? I Lego non sono solo questi mattoncini qua, ma sono anche abbigliamento, cappellini, sono dei film su DVD, su Blu-ray anche, tanti film sono usciti. Di Lego, guardate, è un mondo a parte, ci sono dei libri, ci sono tanti giochi per la PlayStation, per l'Xbox, insomma, Lego è facile dire Lego e uno pensa subito solo ai kit di mattoncini, no, Lego è un mondo enorme, da che poi andatelo a vedere, se volete vi metto anche i link, mi scrivete nelle note, vi mette i link a dei documentari che parlano della Lego, che tra l'altro ai primi anni 2000 stava messa malissimo, poi strinse degli accordi commerciali vantaggiosi, uno dei quali con la Disney, e quindi rinacque la Lego e adesso è diventata un colosso enorme, enorme. La Lego fa mattoncini su tutti i temi. Andate su legolando.it, c'è un pulsante dove dice tutti i set Lego e sono tantissimi solo i macro set, che ne so, Lego City, Lego Star Wars, Lego Friends, Lego Disney, Lego Technic. Ci sono tanti macro gruppi di Lego e all'interno di questi macro gruppi ce ne sono tanti set. Quindi che ne so, Lego Friends, ci sono tanti set di Lego Friends, Lego Star Wars, tanti set di Lego Star Wars. Star Wars, un'altra mia passione, come abbiamo visto, è Guerre Stellari Star Wars. www.starwarsstore.it, quello è un portale che vi apre la via per i prodotti a tema Star Wars. Di tutto quello che sto dicendo ci sono le pagine Facebook e i canali Telegram, quindi cercate Star Wars Store
su Telegram o anche su Facebook, e troverete su Facebook la pagina, su Telegram il canale, così come Legolando, fb.com/legolando.it è diciamo la pagina su Facebook, t.me/legolando_it è il canale Telegram. Ok, stessa cosa per Star Wars. Poi c'è renijstore.it. Renij Store è dedicata alla musica, tutta la musica in tutte le sue salse, particolarmente indirizzate verso il vinile, ma ci sono anche CDJ, ci sono anche amplificatori, casse attive e passive, microfoni, cuffie, tutto quello che diciamo che secondo me ha a che fare con la musica, amplificatori, e anche per fare le dirette, perché no? Ci sono tutti gli accessori, i vari rig, le varie schede audio da attaccare al PC, siano esse USB oppure di altro tipo, da attaccare al cellulare. Insomma, ci sono tante soluzioni, ci sono tutte le webcam, telecamere, illuminazioni varie, green screen, tutto per andare in diretta. Insomma, è un sito completo, renijstore.it, dedicato alle dirette e alla musica. Ok? Poi cercate anche, ho fatto un gruppo, cioè un canale Telegram e un gruppo Facebook dedicato al retro computing, che è un'altra delle mie passioni, e quindi andate a cercare anche Retro Computer World, lo trovate sia su Telegram che su Facebook. Va bene, non vi voglio dare fastidio oltre, si sono fatte le 11:30, quindi ora quasi di andare a letto, e quindi io, mettendovi la mia solita sigla finale, vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito. Oggi abbiamo fatto l'unboxing di Future Memorabilia degli Oliver Onions, Guido e Maurizio De Angelis, copia numero 1792 di 3000. Ragazzi, grazie di avermi seguito fin qui, grazie di aver visto 1 ora e 40 di live, e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti, ciao!